Buonasera, benvenuti a questo nuovo incontro di musica e filosofia. Ringraziamo sempre l'Ateneo Veneto che ci ospita. Ringrazio il nostro ospite d'eccezione che è il professor Enrico Fubini, che molti di voi conosceranno, è il fondatore dell'estetica musicale italiana, quindi è un grandissimo onore averlo qui con noi. E ringrazio Alberto Olivo, che sarà il giovane musicista che poi concluderà la nostra breve conferenza. È un allievo del Conservatorio di Trieste, uno dei più brillanti allievi del Conservatorio di Trieste, allievo del maestro Massimo Gon, che è capo dipartimento del Conservatorio dal punto di vista del pianoforte. Il titolo di questo nostro incontro, cioè Debussy, impressionismo e simbolismo, nasce dal titolo di un libro di Stefan Jeroczynski. Allora forse qualche parola per introdurre Stefan Jeroczynski, uno studioso polacco, nasce nel 1912 nella Mazovia, è la stessa regione in cui è nato Chopin, muore a Varsavia nel 1980, musicologo sì, però è uno studioso a tutto tondo perché è laureato in giurisprudenza, studia poi filosofia e sociologia alla Sorbona. Lavora accanto a Nadia Boulanger, grande compositrice francese. Poi perfeziona i propri studi musicologici con il professor Pulikowski all'Università di Varsavia e all'Università di Parigi. Fondamentale il suo incontro poi con il professor Chominsky, celebre per gli studi chopiniani, ma in generale è uno straordinario musicologo anche per altri autori. Jeroczynski scrive questo volume importante su Debussy, che poi è completato da un secondo volume con Lesure, il catalogo ragionato delle opere di Debussy, ma dedica saggi anche agli autori romantici, a Lutosławski, quindi compositore contemporaneo, e allo stesso Mozart. Questo saggio su Debussy è stato tradotto nel 1970 in italiano, lo trovate per la collana di Scanto della Nuova Italia e ha un'introduzione di Vladimir Jankelevich, di cui poi ci parlerà anche il professor Fubini. Ed è proprio Jankelevich che in qualche modo colloca questa monografia all'interno di quella che è la storia della critica debussiana. Lo stesso Jankelevich è autore nel 1949 di Debussy il mistero, uno dei saggi più importanti dedicati al compositore francese. Ma poi nel 1962 esce un saggio di Barraquet che evidenzia come addirittura Debussy possa considerarsi il precursore della musica dodecafonica. E poi ancora un saggio, una decina d'anni dopo, di François Gervais, in cui si pone l'accento sulla preminenza dell'aspetto melodico su quell'armonico in Debussy. Ma la caratteristica del saggio di Jeroczynski è proprio di avere sottolineato come Debussy erroneamente sia stato avvicinato all'impressionismo pittorico e debba invece essere collocato all'interno del movimento simbolista. Come è strutturato questo volume, ed è un po' le linee che noi seguiremo anche nel nostro breve incontro, c'è un'introduzione in cui vengono riprese le definizioni di impressionismo e simbolismo, dopodiché ci si concentra sull'impressionismo dal punto di vista pittorico e poi quali sono i rapporti di Debussy col movimento impressionista. Quindi si passa al simbolismo, il simbolismo in arte, letteratura, pittura, e quindi quali sono i rapporti di Debussy col movimento simbolista. E infine, quali sono le relazioni tra Debussy e la musica del XX secolo. Allora, qualche breve ricostruzione del movimento impressionista. Tutti voi sapete che la prima definizione di impressionismo nasce di fronte a questo quadro di Claude Monet del 1872, e si passa poi a definire impressionista il movimento
formato da un gruppo di pittori, oltre a Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Degas, i quali organizzano ben 8 mostre collettive tra il 1874 e il 1886, pur lavorando in modo assolutamente indipendente. Qual è la concezione fondamentale del movimento impressionista? Innanzitutto l'abbandonare lo studio, tornare a contatto con la natura, open air, all'aperto, ritornare poi nello studio e ricostruire quella che è stata l'impressione avuta dal vivo. Dunque non dipingono dal vivo, hanno l'impatto con la natura, studiano il gioco delle luci, dei colori dal vivo e poi ritornano nel loro studio e ricostruiscono appunto l'impressione ricevuta durante l'esperienza. Dunque ciò che è davvero importante, e lo si vede anche in questo quadro per esempio di Manet, è l'aspetto processuale e dinamico dello stesso gesto pittorico. Diceva Manet, il pittore non fa un paesaggio, una marina, appunto, un volto, ma crea l'impressione di un'ora della giornata in un paesaggio, in una marina, su un volto. Dunque non c'è nessun intento realistico, ma c'è il desiderio di ricostruire quello che è l'impatto psicologico di fronte a uno spettacolo naturale. Naturalmente l'acqua svolge un ruolo cruciale proprio perché è un elemento che consente la decomposizione e la fusione dei colori sulla superficie, e i pittori raccolgono questa sfida e cercano di ricrearla poi sulla tela. Alla base del movimento impressionista vi è la convinzione che l'essenza degli oggetti appare soltanto nei rapporti specifici tra gli oggetti stessi, e dunque l'uomo si inserisce all'interno del mondo contemporaneamente come forza agente, ma anche come osservatore nello stesso tempo. Lo stesso movimento impressionista non rimane ancorato alle idee iniziali, lo si vede in questo quadro, scusate, forse si vede meglio così, lo si vede in questo quadro di Monet. Lo stesso Monet è un esempio di evoluzione dall'impressionismo verso il simbolismo, ovvero l'elemento equoreo che così da fonte di ispirazione diventa addirittura simbolo universale. Questo quadro meraviglioso che si trova ora al MoMA di New York. Ma qui chiamerei in causa il nostro Enrico. Quali sono le relazioni tra il movimento impressionista e Debussy? Grazie e buonasera a tutti. Sono quasi un habitué a parlare in questa sala, sempre grazie agli inviti di Letizia, che accetto sempre molto volentieri. Il signor Debussy non pecca sicuramente né di piattezza né di banalità. Proprio al contrario, ha una tendenza spiccata, anzi troppo spiccata, alla ricerca della stranezza. Si riconosce in lui un senso del colore musicale, la cui esagerazione gli fa facilmente dimenticare l'importanza della precisione del disegno e della forma. Sarebbe molto auspicabile che egli stesse in guardia contro questo vago impressionismo, che è uno dei più pericolosi nemici della verità nelle opere d'arte. Il piccolo brano che vi ho letto è il rapporto del segretario dell'Accademia di Belle Arti alla fine del 1887. Troviamo qui
nel campo musicale, credo per la prima volta, l'uso del termine impressionista, ma chiaramente in senso negativo. Qui Debussy è tacciato di impressionismo e deve correggersi, in altre parole, deve un po' rivedere il suo stile per non cadere appunto nell'impressionismo. Vi leggo su un altro versante una poesia di autore sconosciuto, dove appunto non si parla né di impressionismo né di simbolismo, ma il significato è chiaro. Liquidi suoni corrono lievi su grigio mare lucente, increspato da piccole onde. Non provengono da porto sicuro, non c'è riposo dopo lungo percorso, non c'è partenza, non c'è arrivo. Il cammino è incerto e fluente e fluttuante. Limpidi suoni, perle che si avviluppano nelle argentee creste dell'onde, non affondano ma corrono lievi, si dispiegano veloce, si disfano nel lucente chiarore. In questa poesia che vi ho letto chiaramente c'è un giudizio completamente diverso su Debussy, non tanto perché è più positivo, ma perché è proprio diverso rispetto a quel termine impressionismo che avevamo visto nella incauta dichiarazione del segretario dell'Accademia delle Arti. E veniamo quindi a Jaroczyński, di cui vi ha parlato Letizia e credo che vi parlerà ancora Letizia. Questo acuto critico di Debussy vuole confermare e riconfermare invece una collocazione completamente diversa di Debussy, che forse assomiglia un po' a quella della poesia che vi ho letto, cioè di un Debussy simbolista, anche se bisogna avere una qualche cautela prima di tacciare Debussy con questa nuova etichetta, anche se un'etichetta in senso positivo. Comunque è una lunga polemica che dura ormai da credo più di 100 anni. Debussy è impressionista o è simbolista? Sembra un po' una querella tipicamente accademica, che può servire forse a autori di storie della musica che non sanno bene dove incasellare. Tutti i musicisti devono essere incasellati in qualche corrente, e anche Debussy, poveraccio, che non aveva nessuna intenzione di essere incasellato, e anche Debussy bisogna incasellarlo, e Jaroczyński lo incasella, ma anche se vedremo con molte cautele, come simbolista. Jaroczyński è stato un allievo, mi sembra, di Jankélevič, che è questo altro filosofo, musicologo e tante altre cose, che ha scritto un bellissimo libro su Debussy, così come Jaroczyński, e mi riferisco proprio al libro su Debussy che ha scritto Jaroczyński, che è un bellissimo libro. Rileggendolo proprio prima di venire in questa serata, mi è venuto anche però dei dubbi. Cioè, mi sembra che dietro questa polemica, Debussy è impressionista o è simbolista, in realtà si nasconda anche qualche cos'altro. Cioè direi che dietro questa polemica c'è un sottofondo ideologico. Non è solo un desiderio dello storico di sapere esattamente dove bisogna incasellare la sua figura. C'è probabilmente, credo, uno sfondo ideologico, cioè nell'incasellare Debussy come impressionista, come simbolista, si mira anche a qualche cos'altro che sfugge, che va più in là del desiderio storico di dare una collocazione a Debussy.
E cosa si nasconde? Secondo me si nasconde un giudizio su Debussy per vederlo proiettato nel futuro. Cioè, sotto il Debussy impressionista, secondo me c'è il desiderio di incapsulare Debussy in un periodo storico finito, concluso, del passato, ma molto anche determinato. Abbiamo visto prima dei bellissimi quadri. Si è accennato che il quadro di Ninfée, il famoso quadro di Ninfée di Monet, in realtà è qualcosa di più che un quadro impressionista. Comunque, in genere, quando si parla, nel caso specifico di Debussy impressionista, è per relegare Debussy in una cornice storica molto determinata. Quando invece si parla, si ascolta Debussy e si parla di Debussy in questa etichetta nuova di simbolista, è per proiettarlo nel futuro. E credo che sia importante proprio vedere Debussy non confinato nel suo tempo, ma come una voce molto importante tra fine Ottocento e inizio Novecento, ma che ci fa intravedere un futuro indeterminato. E anche qui gli storici della musica non sono tutti d'accordo di come Debussy si proietta poi nel futuro della musica del Novecento. Vuoi dire tu qualcosa? Continuo io, poi però ti ridò la parola. Vorrei leggervi qualche frase, qualche brevissimo passo di sentite? Si sente bene? Qualche passo di Jaroczyński, di questo famoso libro che è uscito nel 70, Debussy, impressionismo e simbolismo. Ecco cosa dice. Crediamo che si debba rispettare il suo rifiuto di Debussy delle etichette. Ci sembra veramente impossibile attribuirgliene una. Egli conobbe ogni sorta di correnti artistiche, il naturalismo, l'impressionismo, il pre-raffaellismo, il divisionismo, il simbolismo, il sintetismo, il fauvismo, l'espressionismo, notate bene, perfino l'espressionismo. A parte il cubismo, di cui vide senza entusiasmo la nascita e lo sviluppo, egli attinse un po' a tutte queste correnti e ne subì talvolta profondamente l'influsso, come nel caso del simbolismo, ma non si sottomise interamente a nessuna di esse. La sua personalità artistica non ha mai voluto sottomettersi ad una etichetta precisa. E vi leggo ancora qualche frase molto significativa di Jaroczyński, che riguardano più da vicino proprio l'ascoltare la musica di Debussy. Non si può prevedere nulla in anticipo nella sua musica. Essa si sviluppa spontaneamente, ignora quelle lunghe introduzioni, quegli ampi finali che facevano la gioia della retorica romantica. La sua musica non comincia e non finisce, emerge dal silenzio, si impone senza preliminari, in medias res, poi, interrompendo il suo corso, continua a tessere la sua trama nel nostro sogno. Grazie al movimento incessante di particelle sonore, piccole o più grandi, accade sempre qualcosa in questa musica. Qualcosa in essa vive e muore, si forma e si rinnova senza sosta, scintilla di sensi diversi, senza significare pienamente nulla. Essa sembra incarnare il divenire bergsoniano, si riferisce proprio agli scritti di Bergson e soprattutto
le vedremo poi un po' più avanti, al senso del tempo che troviamo negli scritti di Bergson e che apparenta molto Debussy in questo senso a Bergson. Esso sembra incarnare il divenire bersoniano della realtà, ma è più di questo, una cattedrale di simboli che viaggia attraverso il tempo. Sono sembrate delle frasi molto belle di Jaroczyński e direi che ci danno in poche frasi un'immagine molto bella della musica di Debussy, molto pertinente. Leggendo poi Jaroczyński non si può fare a meno di rileggere certi scritti, cioè uno scritto in particolare di Debussy stesso, che è Monsieur Croce antidilettante, che è uno scritto bellissimo di Debussy, che prima di Jaroczyński, ma sembra dare perfettamente ragione poi a Jaroczyński e a tutte le interpretazioni più o meno in senso preciso, ma non bisogna dare un senso troppo preciso di simbolismo di Debussy. Perché non bisogna dare un senso troppo puntuale e troppo preciso? Proprio perché Debussy stesso non voleva e la sua musica non rientra in una corrente così precisa. Possiamo dare questo senso di simbolista in senso molto generale alla sua musica, ma quello che forse è più interessante, magari poi lo può vedere anche con Letizia, è la proiezione di Debussy nel Novecento, dove è andata poi la sua musica, dove ha navigato la sua musica, per usare un termine che potrebbe usare Debussy stesso. Quando parla nel suo scritto Debussy, diceva: imitare l'eterno dialogo del vento e del mare, ascoltare i consigli del vento che passa e che ci racconta la storia del mondo. Capite che certo è una frase che si richiama al simbolismo, ma è un simbolismo molto, molto soft, potrei dire. Vuoi aggiungere qualcosa tu? Poi se riprendiamo e poi non vorrei... Sì, Debussy sicuramente non amava essere definito un impressionista, era forse la cosa più semplice dato il grande scalpore che il movimento impressionista aveva suscitato in quel tempo, farlo rientrare all'interno di questo movimento. In realtà Debussy era ovviamente appassionato conoscitore di tutta la produzione pittorica di quegli anni, come era anche un frequentatore assiduo dei martedì in casa Mallarmé. Era uno dei tanti salotti parigini che raccoglievano proprio l'intelligenza francese in quegli anni, ed era uno dei pochi ammessi in casa Mallarmé. Conosceva perfettamente le poesie di Verlaine, molte ne ha musicate nelle sue chanson, le poesie di Mallarmé, conosceva le opere anche dei pittori simbolisti. Questa è un'immagine di Baudelaire, altro autore di cui lui ha musicato varie opere. Questo è un ritratto di Mallarmé che ci ha lasciato Manet. Conosceva le opere del simbolismo pittorico di Redon, questo è un famoso quadro, forse lo vedete meglio così, Pegaso e le Muse. Conosceva ovviamente la produzione di Paul Cézanne, che in qualche modo può essere forse il suo corrispettivo più vicino, no? Quanto Cézanne poco per volta rinuncia alla pittura figurativa e si avvia verso questo astrattismo, questo formalismo. Qui vedete come dipinge gli alberi che per Cézanne erano sensibili, quasi come esseri viventi. Questa è la famosa montagna, no? Di Santa Vittoria, quindi come l'impressione, diciamo, naturale viene poi trasfigurata in un gioco di forme e di colori. Ed era un estimatore straordinario di Turner, diceva che non esisteva nulla di più poetico
soprattutto le ultime produzioni di Turner, piene appunto di nebbie e di suggestione, non esisteva niente di più poetico in arte. Ma, e questo serve un po' per introdurre anche quelli che saranno le opere, magari poi ti lascerò ancora la parola, in realtà quello a cui mirava Debussy con le sue opere era quello di suscitare piacere. Diceva: la musica deve innanzitutto piacere, non detestava qualsiasi concettualismo, anche se le sue opere nascondono in realtà una visione del mondo, una concezione filosofica profonda, però è esprimibile soltanto in suoni, non in concetti filosofici. La musica dunque deve innanzitutto piacere, e il suono, proprio nel suo valore non melodico, non armonico e nemmeno forse timbrico, ma il suono in se stesso è il centro della creazione musicale, ed è per quello che Jaroczyński dà un appiglio secondo me molto interessante quando cita Chomiński, questo musicologo polacco di cui vi ho accennato prima, il quale suggerisce di fare delle analisi mirate a evidenziare il carattere sonoriale della musica, cioè di porre il suono al centro dell'attenzione anche analitica, non soltanto quindi percettiva, ma anche analitica. Jaroczyński raccoglie questo suggerimento, e addirittura lo stesso Adorno, che pure non aveva simpatia per tutto il filone della musica francese, però non giungerà mai a una rivalutazione di Debussy, però intuirà proprio negli ultimi scritti come la centralità e l'autonomia del suono in Debussy rappresenti il lato di estrema modernità di questo autore. I rapporti di Debussy col simbolismo vengono sottolineati soprattutto dalla critica inglese, e sentite questa bella espressione di Clark: Debussy usa gli accordi come Mallarmé usa le parole, come specchi che concentrano luce di 100 punti differenti sul significato esatto, ma rimangono i simboli del significato, non il significato stesso. Armonie come trama su cui l'immaginazione tesse le sue fantasie. Ti lascerei ancora la parola per raccontare così ai nostri ospiti come Debussy possa essere collegato al XX secolo, e poi io vi dirò qualcosa sulle opere che invece verranno eseguite fra poco. Non voglio abusare della pazienza dell'uditorio, pochissimi minuti per dire ancora due cose a cui volevo accennare. Anzitutto il senso del tempo che ha Debussy e che ha espresso nella sua musica. Anche già dagli scritti critici di Debussy a cui ho accennato, il famoso Monsieur Croce antidilettante, emerge chiaramente come lui intende il tempo musicale. In genere nella musica precedente a Debussy, quella di cui lui parla, cioè della musica romantica, il tempo è una precisa conseguenzialità. C'è uno sviluppo sempre nella musica romantica, anche quella antecedente al romanticismo, cioè ci sono degli accordi collegati tra di loro che preludono ad altri accordi, così come c'è una melodia che si sviluppa. Quindi il tempo è un qualcosa che ha un suo sviluppo molto preciso, che ha una sua, possiamo dire, linearità, quella che lui criticava per esempio nella sinfonia. Lui odiava, un modo di dire, ma fa una critica molto precisa alla sinfonia. Dice: la sinfonia ha questa rettilinearità della sinfonia che a lui non piaceva e che lui criticava. Com'è invece la concezione del tempo in Debussy? Anzitutto c'è questa poetica dell'aforismo, cioè un frammento di tempo, senza nessuno sviluppo conseguenziale, senza nessuna linearità.
Così gli accordi nella musica di Debussy non sono collegati come nella musica precedente uno all'altro. Ogni accordo nella musica romantica e nella musica antecedente al romanticismo, ogni accordo è collegato all'accordo che c'è prima e all'accordo che viene dopo. Nella musica di Debussy ogni accordo, direi, vale per se stesso, per l'ambiente sonoro che rappresenta e che evoca in noi. L'organismo sinfonico tradizionale, che è stato sviluppato con tanto successo nel classicismo viennese, esisteva solo in base a questa idea di tempo strutturato secondo un progetto preesistente. È proprio quello che non compare nella musica di Debussy. Non c'è questo progetto preesistente che ci lascia presagire il seguito della musica. Quindi c'è una vera e propria rivoluzione nella musica di Debussy, di cui parla molto Jaroczynski, che è consistita soprattutto nel mettere in crisi e distruggere questa secolare e imponente costruzione linguistica romantica, con tutta la retorica che comportava questa, diciamo, retorica in senso buono, romantica. Bene, vorrei a questo punto concludere accennando a due grandi filoni del pensiero musicologico novecentesco. Uno è il filone adorniano di questo grande musicologo, filosofo che era Wiesengrund Adorno, secondo cui intravedeva una specie di importante genealogia nei musicisti tra fine Ottocento e Novecento, che andava da Wagner. Dopo Wagner intravedeva la musica di Schoenberg, che si collegava in qualche modo a quella di Wagner, ma al tempo stesso la distruggeva, e un finale, diciamo, che va poi nelle avanguardie del Novecento con Webern. Quindi Wagner, Schoenberg, Webern. A questa specie di triade, a questa genealogia, si è contrapposto invece un'altra genealogia a cui accennava un musicista delle avanguardie del secondo Novecento, che era Boulez, che parlava invece di una genealogia completamente diversa, che era Debussy, Stravinsky e Webern. La conclusione era la stessa, cioè si arrivava a Webern, che probabilmente, dato quello che stava alle spalle di Webern, acquistava un significato completamente diverso. Da Debussy quindi si passa a Stravinsky come l'erede in qualche modo di questa nuova concezione della musica e del tempo rappresentata da questa rivoluzione di Stravinsky, che poggiava sopra il suo predecessore, che era Debussy. Ma da Stravinsky si arrivava a Webern come progenitore non qui tanto delle nuove avanguardie, diciamo, post-weberniane, come diceva Adorno, ma come conclusione di questa traiettoria che andava già da Debussy come creatore di questo senso dell'aforisma musicale, del detto e non detto, dell'appena accennato, che vediamo poi in qualche modo nella conclusione della musica di Weber, in cui l'aforisma diventava proprio il suo modo di esprimersi, in cui il senso del tempo anche in Weber rappresentava una completa distruzione della linearità romantica. Anche qui in Weber abbiamo, nelle musiche brevissime di Weber, un punto
non un tempo che si sviluppa, ma un tempo come visione di punti separati tra di loro. Ecco, questo volevo ancora accennare, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma credo che il pubblico, abbiamo quasi abusato forse della pazienza del pubblico. Grazie mille Enrico, sempre pieno di spunti. Soltanto aggiungo qualche riflessione su quello che tu ci hai detto ora, cioè su questo aspetto preludiante della musica di Debussy. Non a caso ascolterete proprio alcuni dei preludi tratti dal primo libro, questa prima collana di 12 preludi. È vero che, come sottolineava Jankelevich, la musica di Debussy sembra una successione di eventi fra loro sconnessi. In realtà però è lo stesso Debussy all'interno di Monsieur Croche, l'antidilettante, questa collana di scritti di cui prima ci accennava il professor Fubini, è lo stesso Debussy che ci mette un dubbio che in fondo non siano così sconnessi questi eventi, perché le colonne del tempio ci sono, solo che non sono visibili, come per dire, la struttura c'è, solo che il compositore, la sua abilità consiste nell'occultare questa struttura. E poi un secondo aspetto che è importante, e questo lo sottolinea Napolitano, uno studioso dei nostri giorni, che ha dedicato una bellissima monografia sul rapporto tra Debussy e la bellezza. Ecco, sostiene che la poetica dell'istante in Debussy convive con le transizioni, con le minime transizioni, quindi è in sostanza una poetica del trascolorare. Il suono è inteso come evento sonoro, quindi c'è un dinamismo latente. Certo non è più evidente come prima la successione degli istanti collegati in modo logico, deduttivo, però comunque c'è un processo dinamico, e la magia del linguaggio di Debussy è quello di non dire tutto, ma di evocare tutto ciò che non si può dire nemmeno con la musica, cioè di fare un po' quello che Mallarmé creava attraverso i suoi versi, di evocare la magia, il mistero del silenzio. Solo pochi accenni ai preludi che ascolterete appartengono alla prima collana di preludi, quella del 1909-1910, il secondo volume invece verrà elaborato intorno al 1913. Naturalmente quali sono gli esempi? Non solo i preludi di Bach, ma soprattutto i preludi di Chopin. Debussy ebbe tra le sue prime insegnanti proprio un'allieva di Chopin, quindi c'è una diretta affiliazione, se parliamo di genealogia potrebbe essere Mozart, Chopin, Debussy. E in qualche modo Boulez con la mediazione di Schoenberg. Boulez in qualche modo è musica di tipo seriale, dodecafonico nel modo più rigoroso, bagnata però in acqua francese, cioè nella musica di Debussy. Ecco, il primo dei preludi che ascolterete è il numero 6. Debussy scriveva il titolo dei preludi non all'inizio, ma alla fine del brano, tra parentesi, preceduto e seguito da 3 puntini, come a dire: non voglio fare musica descrittiva, voglio solo accendere la vostra immaginazione, perché sulla suggestione di questo titolo la vostra immaginazione sia libera di inventare tutto ciò che considera più opportuno. In questo brano, che qualche autore ha avvicinato a questo dipinto, Cimitero dell'Abbazia sotto la neve di Friedrich, del 1817, quindi quasi un secolo prima, non c'è nessun descrittivismo della neve in sé, per quanto la neve attutisca tutti gli effetti sonori, quindi sia anche una fonte di suggestione anche per il musicista. Ma c'è in realtà una filosofia esistenziale, sembra quasi la condizione stessa dell'uomo che si affatica su un paesaggio ghiacciato, senza prospettive, e alla fine crolla nell'abisso. Debussy aveva un rapporto molto stretto con la natura, in modo particolare con l'acqua, con il mare, però con il vento, per esempio, ed è questo il titolo del secondo preludio che ascolterete, il settimo, quello che ha visto il vento dell'Occidente.
È un vento di distruzione, mentre il preludio 3 parla del vento sulla pianura, quindi un vento che porta vita. Invece il vento dell'Ovest è un vento che viene dall'Atlantico, un vento di distruzione gravido di tempeste, e rappresenta all'interno della collana dei 12 preludi proprio il vertice. E poi abbiamo il numero 8, è la fanciulla dai capelli di lino, queste figure femminili, e Pelléas e Mélisande ce lo insegna, che sono fatte quasi di nulla, sono quasi creature di sogno, che sembrano nascere dal silenzio e ritornare nel silenzio, come se fossero delle visioni opalescenti che appaiono in lontananza. Quindi il nono preludio invece, la Serenata interrotta, la passione di Debussy, che mai andò in Spagna ma riuscì a rievocare i paesaggi spagnoli come pochi altri compositori, che invece ci rivela il tratto ironico del comporre debussiano. È uno dei suoi aspetti più caratteristici, questa riuscire ad avvicinare elementi drammatici invece con l'ironia e la leggerezza. In questo caso lo strumento che viene imitato è quello della chitarra, sentirete come il pianoforte riesce a rievocarla. E poi il decimo è la Cattedrale sommersa, che rievoca la leggenda bretone della città di Is, che viene inghiottita dal mare per colpa dei suoi abitanti, e quindi il desiderio di Debussy è quello di evocare il suono dal sotto l'acqua, no? come si può percepire un suono immersi nell'acqua, e sentirete suoni delle campane, suoni delle onde, queste visioni che emergono e poi tornano a sommergersi in una sorta di Atlantide che scompare ai nostri occhi. E l'ultimo è, qui davvero serve un'immagine, ecco, queste sono delle immagini della cattedrale dipinte da Monet, che possono essere in qualche modo avvicinate alla cattedrale sommersa di Debussy, e invece questo, ve lo faccio vedere senza luce, è la valsa di Camille Claudel. Camille Claudel era una scultrice di quel tempo, Debussy l'ammirava moltissimo, e tra le varie sculture che la resero famosa nei salotti parigini vi è appunto quello di La Valse. E la figura di questi due corpi che sembra quasi nascere, no, dal blocco della materia, e sono strettamente connessi tra loro, rievocano quello che è la passione per il valzer che hanno i parigini di quegli anni. Naturalmente la valse è un poema coreografico elaborato da Ravel, che abbiamo avvicinato proprio per la vicinanza anche estetica tra questi due autori. Ebbene, il senso di La Valse, nelle parole dello stesso autore, è quello di dipingere il crollo di un'intera epoca, che è la Belle Époque, che sotto le note fluttuanti e voluttuose del valzer in realtà sta marcendo e sta crollando. Ora, se il movimento di La Valse sia un crollo definitivo, drammatico, o sia semplicemente quasi un inno alla follia, all'abbandono e all'apertura di nuovi orizzonti, questo è uno degli interrogativi che il brano di Ravel lascia aperti. Bene, io ringrazio ancora moltissimo il professore e speriamo di averlo presto di nuovo qui a Venezia, e lascio direttamente la parola al nostro giovane Alberto, e sentirete quanto è bravo.
Grazie.